Veneto Agricoltura, con il suo sportello Europe Direct Veneto, d'intesa con la Regione Veneto e Avepa, questa mattina hanno organizzato all'Onigo, presso la cantina dei Colli Iberici, gruppo Collis, il tradizionale incontro di chiusura della vendemmia 2014. In che senso? Nel senso che il 15 di gennaio si è chiuso il periodo di raccolta delle dichiarazioni di produzione di uva da parte dei produttori, gli uffici competenti regionali hanno elaborato tutti i dati e il Veneto, prima regione in Italia, oggi li ha illustrati al mondo produttivo vitivinicolo, quindi è stato fatto il punto sulla vendemmia 2014, una vendemmia che, come sappiamo, di grande difficoltà a causa delle condizioni climatiche piovose della scorsa estate, e di conseguenza abbiamo una riduzione di uva dell'11,3% e di vino di quasi il 13%. Fortunatamente il mercato regge, soprattutto per quanto concerne le esportazioni. Ecco, l'incontro di oggi è servito proprio per fare il punto sul comparto e va detto che è il terzo incontro del trittico vitivinicolo 2014. Di che servizi avete bisogno per poter aggredire il mercato, anche in relazione alla giornata di oggi? Allora, grazie anche per questa domanda. In cantina stiamo investendo cifre importanti per la tecnologia, siamo ormai al top e quindi siamo sotto questo punto di vista aggiornati, ci aggiorniamo continuamente. Adesso bisogna andare in giro per il mondo, ricordo che siamo comunque presenti, assolutamente, perché ogni litro di prodotto pro capite che non viene bevuto più in Italia sono 60 milioni di litri che bisogna comunque andare a vendere all'estero. Abbiamo bisogno comunque dei supporti, sicuramente ci sono stati dei contributi che in ogni caso hanno valorizzato la commercializzazione estera. Abbiamo bisogno comunque forse della presenza proprio costante anche della nostra politica, che ci dia una mano, perché andare ad aprire mercati tipo Cina non è che si possa andare così da soli a mani nude, bisogna essere supportati in maniera importante. Questa è una richiesta che si fa proprio ai nostri politici, insomma. Chiedete soldi o servizi e dati, informazione? Allora, sicuramente i soldi sono importanti per promuovere i nostri prodotti all'estero, ma sono ancora più importanti i servizi, e quindi avere un supporto logistico che ci possa permettere di avere un punto di riferimento. Le informazioni, il Veneto è bravo comunque a dare i dati produttivi, sono precisi e costanti, cosa che non succede in Italia, cosa che non succede in Europa. È assolutamente inutile avere dei dati quando è aprile dell'anno precedente, perché questo non ci dà nessun tipo di supporto. Avere i dati delle produzioni, soprattutto europee, ma averli a novembre è una cosa completamente diversa. Conosciamo i mercati, conosciamo le giacenze, conosciamo dove o non dove possiamo spingerci. È stato un andamento difficile nel 2014 a causa dell'andamento climatico che in qualche modo ha condizionato anche la produzione, però ovviamente è un settore, quello del vitivinicolo, ancora molto solido. Ci confermiamo come i primi esportatori d'Italia, facciamo oltre il 33% delle esportazioni italiane, quindi significa che il Veneto rimane ancora fortemente leader. Due province le fanno da leone, ma questo storicamente è la provincia di Treviso con il Prosecco e le sue produzioni, e la provincia di Verona con Valpolicella, Amarone e quant'altro. Le altre province sono in buone condizioni, però dobbiamo dare un forte aiuto anche sui cosiddetti vini che in qualche modo devono essere sostenuti, e quindi nel 2015, 2016, 2017 anche in virtù sia del piano di sviluppo rurale e anche delle misure direttamente legate al vino faremo interventi importanti sia di promozione, sia di investimento aziendale, sia anche di investimento territoriale. Quindi io credo che ci voglia sempre una grande determinazione nel far sì che questo settore sia e rimanga leader, uno dei punti di riferimento per il Veneto.